Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. Io sono Benny, ragazzi, scusate. Rastaman, bene, io sono Sony. Ciao caro Sonny, ma oggi è... Ma Serena dove diavolo è? Serena... Ragazzi, ciao, io sono Serena. Ecco... Buonasera. Comunque, io voglio detto... Ragazzi, è che laggate tantissimo, quindi mi sento un po' male, perdonatemi. Io voglio detto l'originale Serena da chi lo sa dire veramente. Serena... Bravo Benny. Ma in realtà il mio è più... Il mio In è... realtà non è proprio Serena. Esatto, il mio è proprio così, il mio è Pui. Ma perché? Perché comunque il a Serena, alle canti la serenata è più una citazione a un videoclip di una canzone, visto che oggi parleremo di musica e quindi siamo abbastanza in tema, di un autore campano molto molto famoso e anche apprezzato per certi aspetti, ma non da noi. Mi riferisco a Gigi D'Alessio, ragazzi. Quindi recuperate assolutamente questa canzone che si chiama, non me lo ricordo, ma comunque Gigi D'Alessio, ragazzi. Okay. Bene, oggi perché abbiamo invitato Serena, caro Sonny? Perché? Perché oggi parleremo di un argomento che comunque abbiamo trattato poco al podcast, che è la musica. Ok? E in particolare parleremo un po' di quello stile musicale che è il reggae, cari ragazzi, che alcuni amici una volta discutendo dell'argomento l'hanno classificato come un obbrobrio della musica. Non so perché avessero questa avversità verso questo stile che io adoro. Dai, diciamo Sonny, scusa ti interrompo. Adoro. Sì, bravo, cioè. Adoro. Diciamo, guarda, scusa ti interrompo Sonny, ma più che altro perché quando si tratta di musica, secondo me c'è un po' di nazismo, ecco, diciamo tra le varie categorie. C'è chi difende a spada tratta. C'è un po' di nazismo in tutto, no? Un po' in tutto, ed è quel modo di affrontare la vita veramente errato, anche nell'arte, anche nei quadri, anche nel cinema. Quindi suggerisce che sei poco aperto, insomma, alla vita comunque. Sì, suggerisce sei un po' incartapecorito, po' infeltrito, un po' ammuffito. È anche un po' xenofobo perché hai paura dello straniero, di quello che viene da fuori. Bene, abbiamo capito che conosci le parole complesse, però... Non divagare, per favore. Quello che voglio dire è che parleremo anche di artisti, no? Che sono nati, che si sono mossi in quel periodo degli anni 60, giusto Serena, dagli 50 agli sì, 70. dagli anni 60-70 fino a poi ai giorni nostri. E infatti citeremo e parleremo anche di un grande personaggio, perché la cara Serena, che mi ha comunque anche grazie... Lei e Giulia mi hanno avvicinato a questo mondo del reggae, questo mondo dell'R&B, del jazz, no? Del mitico, soul, di quella musica un po' black, ecco, usiamo questi termini non censurabili, che comunque hanno un qualcosa di affascinante per me. Uno dei miei artisti preferiti, infatti stasera appunto parleremo comunque di due miei artisti preferiti, forse sono al primo e al secondo posto, che interscambiabili, nel senso che non è che c'è uno al primo e uno al secondo, ma si cambiano continuamente, che sono il grande Bob Marley e il grandissimo Ray Charles. Si pronuncia Marley. Altro personaggio emblematico e veramente incredibile, appunto Ray Charles, come sapete era cieco, ma riuscì, infatti vi consiglio di recuperare il film Ray con Jamie Foxx, che vinse quell'anno premio Oscar come miglior attore protagonista. Ragazzi, è identico, è bellissimo, e vi fa vedere un po' quella che è stata la vita di Ray Charles, anche miglior sonoro, che è chiaro, e le difficoltà che ha dovuto vivere nella sua vita proprio perché è rimasto cieco da piccolissimo, quindi 5-4 anni già lui ha... Ricordiamo anche che era... Scusami Serena, che hai laggato leggermente. Sera? Pronto? Sì, ci siamo, sì, non dire pronto, non dire mai più pronto. Pronto, dottor? No, niente, dicevo che era
anche un tossicodipendente lui in realtà. Sì, diciamo Di eroina. Diciamo che lui per sfuggire da quello che si evince nel film, no? Per sfuggire agli incubi, alle difficoltà anche della sua vita, si drogava. Si rifugiava, in questa cosa. In questo mondo, però poi riuscì ad uscirne. E fece lui anche molta beneficenza. E fu, anche se posso dire... Anche la sua Come, Serena? Sonny, continua tu, Sonny, dicevi, scusa? Dici, Serena, dicevi, ripeti, vediamo se paghi più. Vabbè, dai, continua tu, Sonny, dai, però la lagga, Serena. Quindi, dai. Dicevo, a un certo punto si disintossicò grande, però si disintossicò, cioè divenne anche simbolo, non solo per, diciamo, il periodo comunque musicale, ma non so se sapete che la famosissima sua canzone di Georgia on My Mind, che tutti noi conosciamo, è diventata l'inno proprio della Georgia, che è uno stato degli Stati Uniti. Ma perché cosa è successo? Lui ha avuto 3 movimenti, già ci stiamo entrando verso Ray Charles, che ne stiamo parlando. Lui ha fatto della beneficenza per scuole per non vedenti, poi ha creato un po' quel movimento che era aprire l'America, soprattutto la parte sud dell'America, che erano degli stati molto più legati a delle tradizioni ancora un po' più antiche, no? C'era ancora la figura, c'era un po' di apartheid, un po' di separazione. Sì, erano gli stati un po' più discriminati, diciamo. Più discriminati, e lui infatti si rifiutò, in Georgia se non mi sbaglio, di andare appunto a cantare, perché non facevano entrare, proprio se non mi sbaglio, non facevano entrare gli uomini di colore all'interno di questo teatro, e lui si rifiutò e infatti fu bandito e non poté più andare a suonare in Georgia per non so quando, finché poi appunto Georgia Hold My Mind negli anni non divenne l'inno della Georgia, quindi questa cosa... già considera che siamo negli anni '80, quindi è passato un bel po' di tempo. E quindi Ray appunto ha rivoluzionato, no? Quella che è stata la musica, anche perché lui ha fuso, no? Quelli che erano i temi anche del gospel, perché lui infatti inizialmente la sua musica venne identificata come la musica del diavolo, perché lui, no, utilizzava un po' le sonorità del gospel, della musica di chiesa, inserendo delle tematiche invece legate alla vita mondana. Difatti, se non mi sbaglio, c'è una canzone che non mi ricordo come si chiama, che era fighissima, la sua canzone più lunga, che venne divisa all'interno del vinile in lato A e lato B, talmente era lunga. È stato costretto, diciamo, a farlo uscire d'estate quando le scuole erano chiuse, proprio perché aveva dei contenuti legati magari anche alla sessualità, eccetera eccetera. Quindi lui ha mischiato un po' quello che era il sound della musica gospel inizialmente con quella che era poi dei temi più, come dicevo appunto, di vita sregolata anche, ecco. Quindi è stato un pioniere anche. Quindi sostanzialmente lui è il pioniere del soul, possiamo dire, di questo genere, no? Sì, lui è uno dei, ce ne sono tanti. Lui è, ragazzi, e la cosa bella che si evince anche nel film è che lui, anche se faceva parte di case discografiche importantissime, aveva il pieno controllo di quello che stava accadendo. Grandissimo musicista, è venuto anche in Italia, ha suonato anche in Italia, se non mi sbaglio, non vorrei dire Sanremo, ma credo proprio di sì. Sì, era proprio Sanremo. E praticamente la cosa incredibile è che Alex Britti ha suonato con lui la chitarra, no? Cioè lui suonava ovviamente il piano e lui la chitarra, e racconta di questa esperienza che è stata per lui incredibile, perché all'inizio era un po' incredulo, ma chi è questo? Non lo conosco. Appena ha incominciato a suonare, lui tipo ha dato subito un senso di approvazione. Lui aveva questa cosa, no, che aveva questi tic, no, tutto che si grattava, si toccava le braccia. Se voi andate su Google lo vedete immediatamente. Grande amatore di donne, grande musicista, grande artista. Ecco, questo è Ray Charles. Allora, prima di lasciare la parola a Serena, io vorrei soltanto, infilarmi in questo discorso con una chicca, perché in realtà, ragazzi, io di musica ne mastico, ma molto meno rispetto a voi, soprattutto per questi generi di cui stiamo trattando. Quindi adesso dirò questa mia perla e poi mi farò da parte, lascerò la parola appunto a voi, ok? Allora, come sapete, la canzone We Are the World, no? Di Michael
Jackson del 1985. Questa canzone raggruppò, no, tutti questi cantanti dell'epoca, degli anni 80, quindi ovviamente compreso lo stesso Michael Jackson, per fare questa sorta di canzone per, diciamo, insieme a Lionel Richie pure, diciamo, c'erano tantissimi altri artisti, per cercare di racimolare un bel po' di donazioni in aiuto di popolazioni bisognose, no? E ovviamente anche Ray Charles partecipò a questa iniziativa, infatti voi vedete nella nella clip, quella ufficiale di We Are The World, in cui c'è anche la parte in cui c'è Ray Charles, molto bella. Ovviamente 25 anni dopo fecero la versione per Haiti, no? Per il terremoto, in cui ovviamente hanno rinnovato questo cast di We Are The World. Ovviamente anche Michael Jackson era già scomparso 25 anni dopo, rispetto al 1985, e anche lo stesso Ray Charles, oltre a Michael Jackson, dicevo, scusate. Quindi come fecero per rimpiazzare i due big che mancavano 25 anni dopo, ragazzi? Ovviamente hanno riutilizzato la stessa clip per Michael Jackson, però con Ray Charles fece una cosa troppo figa, secondo me geniale. Voi la sapete qual è sta cosa? No. Tu la sai, Serena? Allora, No, ragazzi, andate a vedere questa clip, quindi voi scrivete We Are The World USA for Haiti, 25 anniversario. Praticamente la parte di Ray Charles è stata sostituita da Jamie Foxx, che è l'attore che ha interpretato assurdo. il film Ray, appunto, nel 2004. Quindi, ragazzi, geniale questa cosa. Quindi, siccome già Jamie Foxx era avvezzo, no, alle tonalità, al linguaggio, al modo di parlare di Ray Charles, allora hanno scelto lui. È identico, È ragazzi. identico, Ed uguale, è uguale. incredibile sta cosa, ragazzi, troppo figa. Prego, Sara, lascio la parola a te. Se ora tocca, diciamo, dopo questa piccola introduzione su Ray Charles si potrebbe parlare tantissimo, però la puntata è volta, no, a parlare di quelli che sono gli artisti e i generi musicali di questo periodo storico, no? Abbiamo detto che va dagli anni 50 ai 70, e io già mi sono preso il mio spazio. Adesso è il momento di quest'altra carissima, anzi, se possiamo dire, Serena, la gente può andare su Spotify e c'è la tua playlist che io metto spessissimo di musica black. A me viene sempre di dire una cosa, diciamo, tra di noi, ma non posso. Sì, quindi non di musica possiamo. black, no? Oppure un'altra che mi hai fatto scoprire tu è quella, come si chiama, Sara? Quelli che sono nella libreria. Quelli che sono nella libreria. Che sono i tizi tutti messi lì. Come si chiama? Che c'è sta libreria e ci sono tutti questi tizi che... Ma cos'è? Non ci credo, Sara, come non te lo ricordi? In questo momento mi sfugge, ma è un gruppo vecchio comunque, sicuramente hip hop, R&B sicuramente. Erano i Bee Gees, i Bee Gees forse. I Bee Gees. No, tu incominci a parlare del reggae, che io ora vado a fare l'aiuto alla casa e torno. Vai. Va bene. Allora, se diciamo negli anni 60, quindi in America, impazzava Ray Charles, in Giamaica impazzava il reggae. E in Italia, avevamo i cugini di campagna in tutto questo. In Italia avevamo i cugini di campagna. Esatto. Però c'è una premessa da fare, perché comunque il reggae diciamo che ha vissuto, cioè si è evoluto nel tempo, quindi diciamo è più una mescla. Mi piace questo termine un po' spagnolo, un misto, un mashup. Ah, ok. Un misto di generi, se vogliamo dirlo, no? E infatti il reggae intorno agli anni 60 prende ispirazione dallo ska. Non so se conoscete. Assolutamente sì. Sicuramente sì. Io esatto. Sì. Che è sempre originario della Giamaica, però è un genere molto ritmato da ballare, in cui diciamo prevalgono principalmente percussioni e fiati, quindi sassofoni, trombe, eccetera. E in quel periodo in Giamaica allo stesso tempo arrivavano dalla radio musiche provenienti comunque da New Orleans, che come sappiamo tutti è la patria del jazz, del soul e dell'R&B. Quindi lo ska, mischiato a tutti questi altri tipi musicali, viene reinterpretato e appunto divenne molto popolare, soprattutto nel 1962, quando la Giamaica ottenne l'indipendenza
liberandosi dal colonialismo inglese, che ai tempi era colonia inglese. Sì. E tra gli artisti ska che appunto partono da questo successo, che portano al successo questo genere, ricordiamo proprio il mitico Bob. Ragazzi, grande. lo sapete qual è la cosa incredibile? Scusa se ti interrompo. Il padre Sì. di Bob Era bianco. sì, ma bianco con capelli e baffoni rossi. Esatto. Infatti, Ah, che era irlandese, scusa? Era no, inglese. Infatti Bob veniva considerato un bianco dai giamaicani, anche se comunque Infatti, perché è mulatto, sì. lui non è proprio autoctono, ok? Perché ha appunto. Ma si può dire mulatto? Si può dire mulatto? Certo. O è offensivo? No. No, per me si non è può dire. offensivo nulla, a meno che Ma neanche non si per me. utilizza quella parola con la N, con La N-word. sì, che se detta in modo dispregiativo, però se detta per esempio no, in certi modi non lo è. Ovviamente è sempre lì, ragazzi, l'importanza della parola stessa viene data dal contesto, da chi lo dice, come lo dice, a chi lo dice. Quindi Ne abbiamo parlato anche con Luca Ravenna, quindi ragazzi... ne abbiamo parlato con Luca Ravenna e vi ricordo che la potenza della parola è data anche come dire, dalla sua... No, devo esprimere il pensiero, andate avanti e ve lo dico perché sto cercando anche un'altra cosa. Vai, Serena, Ma infatti a proposito di questa cosa, Sonny, che hai detto tu, sì, la parola proprio reggae veniva utilizzata Ci sono come dei dispregiativo fastidiosi rumori dall'inglese. comunque. Ok, era Sony, l'ho disattivato. Vai, dicevi Serena? Dico, il reggae, cioè la parola reggae veniva utilizzata dagli inglesi come dispregiativo al genere musicale, perché era, diciamo, nato in quel periodo là in cui la Giamaica si liberò dal colonialismo inglese, eccetera. Quindi era un modo proprio per deridere il genere quasi. Quindi a questo punto, cioè, la musica diventa un vero e proprio mezzo attraverso cui la gente faceva sentire la propria voce, un mezzo di protesta ma anche di esultanza, un po' come oggi alla fine. Se pensate che ne so, al periodo in cui che stiamo vivendo, la musica diventa una sorta di messaggio di solidarietà, no? Che unisce un po' tutti, che vediamo gente che esce fuori in balcone, suona la chitarrina, l'ukulele, la batteria, insomma, chi Ma più, anche chi meno. anche quando suonano appunto Gigi D'Alessio? Anche quando suonano Gigi Alessio, che però Oppure comunque, a proposito di oppure Gigi Alessio, salutiamo Ulatitante. Gigi Alessio, salutiamolo. Sì. Eh, Mi dissocio da questo saluto. Ma mi sta riattaccando, Gigi è un bravo, sì, certo. Gigi Alessio è un ottimo musicista, Sì, secondo me perché pure. è molto preparato e nonché è laureato al conservatorio. No, quindi, ma insomma, infatti è lui uno che non è... ne capisce, Ma non è in- uno stupido. Esatto, brava, sai, hai detto bene. Poi Cioè, che non alla si fine app- che non si è diventato un apprezzi meme il suo genere quasi. musicale Esatto. è un altro discorso. Sì. De Sono gustibus d'accordo, poi sono alla d'accordo, fine. sono d'accordo. Ma infatti, secondo me, ecco, anche lì, tutti nella vita abbiamo affrontato quella fase neomelodica, no? In cui comunque ci siamo approcciati a questo tipo di melodie, perché sono molto semplici, sono molto orecchiabili. È difficile che una canzone napoletana non ti faccia un po', ecco, canticchiare. Allo Ma stesso anche tempo, ridere, dai. anche ridere, Allo certo, stesso- però allo stesso tempo pensi che sia qualcosa di lontano e non necessariamente, diciamo, legato alla propria cultura di appartenenza. Quindi poi ecco, dipende anche dal contesto, da tante cose, ma noi non disprezziamo nulla e infatti io posso dire anche di aver avuto una parentesi neomelodica nella mia vita, ma sempre nel rispetto della musica in toto, perché appunto come dicevi tu, Gigi D'Alessio comunque in primis è un cantante, è un compositore, è un musicista assolutamente. completo. Certo, Poi chiaramente può certo. anche non piacere quel suo tono di voce perché dovrebbe studiare dizione, si sente la cadenza napoletana, ma necessariamente questo è un difetto, ragazzi? Ecco, interroghiamoci. Le domeniche d'agosto. Vabbè, Ma basta. a proposito, guarda, io amo una canzone di Gigi D'Alessio che si chiama 30 anni. Cioè, in realtà non è proprio una canzone di quelle famose, però ha
tutta una parte col Infatti la pianoforte. conosci solo tu, Sì, penso. infatti è una canzone super sconosciuta, ma c'è tutta la parte col pianoforte, lunghissima, e parla delle canzoni di Gigi D'Alessio. Cioè, praticamente è una canzone che parla delle sue canzoni. Cioè, capito? Io non ne conosco manco una, quindi strano. Comunque dicevi, Sara, sul reggae, scusami. Niente, che quindi cioè, comincia ad essere un vero e proprio mezzo di a volte di protesta, appunto, a volte anche di esultanza, però prima di diventare quello che in realtà noi tutti conosciamo, come vi dicevo prima, attraverso diversi step. Inizialmente non si chiamava reggae, ma si chiamava, non so se lo sapevate, rocksteady, non lo sapevo neanche io. Ok. In pratica, diciamo, a scalpore durante gli anni, la prima metà degli anni 60, quindi siamo nel 1966, in cui pare ci fosse stata un'estate caldissima in Giamaica o a Kingston e la gente cominciava a non sopportare più questo genere che era troppo veloce e quindi praticamente si ritrovavano zuppi a ballare in giro per il forte Quindi lo caldo. ska è nato Tipo... prima del reggae, lo ska. Esatto, sì, Cioè, è è il incredibile sta precursore. cosa, Sì, io non lo sapevo sì, sì, sta sì. cosa. Assurdo. E quindi di conseguenza i DJ, chi comunque insomma conosceva questo genere, si dovette adattare e quindi decisero in pratica di rallentarlo. Quindi se ci fate caso il reggae effettivamente è lento. E di conseguenza a questa cosa cambiano anche i testi che diventano praticamente socialmente e politicamente più maturi rispetto allo ska. Ecco che qui diciamo che il genere si comincia a mutare e a diventare poi quello che noi tutti conosciamo come reggae. Quindi strumenti tipici, chitarra, tamburi, Basso, sì, basso, percussioni. È bravo, e si parte. Ma sì, scusate ragazzi, consiglio- volevo farvi una domanda, aspettate, perché allora ovviamente come sapete il reggae noi lo associamo molto alla figura di Bob Marley, quindi anche un po' nello stereotipo di massa il reggae si associa anche a che cosa? All'utilizzo di cannabis e ai rasta effettivamente, no? Ecco, però allora- quella è un'altra cosa. perché Ora già ci lì- arriviamo, però effettivamente anche lo ska diciamo, è stato creato in Giamaica, però non si associa appunto lo ska con il rasta. Come mai questa diciamo, associazione Allora, invece vale se- soltanto per il vai reggae, tu. ragazzi? No, vai, Sogni, vai. Allora, quello che so io è che comunque c'è una correlazione anche con una religione che è il Rastafarenesimo, Sì. dove appunto il concetto di Rasta, il Rasta che cos'è ragazzi? È il non tagliarsi i capelli, cioè è lasciarli così, cioè voi lasciate E non i capelli, solo, sì. si crea il questo sorta di cilindro di capelli se vogliamo essere appunto puliti, anche perché all'interno della religione, se non mi sbaglio, è vietato tagliare parti del proprio corpo. Cioè nel senso, ovviamente le unghie se le tagliano, sono Esatto. però i capelli, altre parti, insomma c'è questo concetto. All'interno di questa religione c'è anche inserito un po' il concetto di marijuana, che viene utilizzata per avvicinarsi un po' al Rastafari, ok? C'è quindi questo connubio, legato anche all'utilizzo della musica. Esatto. Il fatto che la musica abbia anche questo andamento coccolante, lento e avvolgente, aiuta alla riflessione, no? Anche perché gli effetti della marijuana sono classici effetti di rilassamento, abbassamento della pressione, diversamente da altri tipi di droghe, anzi come dicono PSK, che hanno invece diciamo un'attività più vicina a quella che potrebbe essere appunto l'attività adrenergica, no? Quella dell'adrenalina, quindi l'aumento di tutte le attività della frequenza cardiaca, della lucidità. Questo invece è un depotenziante, se così possiamo dire, che ha un ottimo connubio con questa tipologia di musica. Per questo comunque c'è questa associazione, caro Benny, anche perché la Giamaica, in Giamaica si fa largo uso di marijuana, e una delle chicche che volete sapere, voi pensate, no, se volete saperla, me ve la dico anche se volete sapere, che in Giamaica l'utilizzo di cannabis è illegale.
ma fuma circa il 70% della Sì, popolazione. Questa vero. cosa è incredibile, cioè nessuno può mai immaginare, dice vabbè, Giamaica ragazzi è illegale, però ci sono le cosiddette farm, le fattorie, all'interno del quale appunto ci sono questi tizi che coltivano e che ci sono comunque tantissimi documentari che potete vedere su YouTube, appunto, che fanno uso di questa sostanza sia da un punto di vista religioso, ovviamente, ma anche da un punto di vista di lucro, no? Di scopo di lucro, ecco, caro Benny. Quindi la correlazione secondo me è un mix tra legame tra effetto della cannabis e stile, appunto, e velocità musicale, religione, cultura, un po' di tutto. C'è un mix tra queste cose. Il fatto poi di non tagliare i capelli, come dicevi tu, cioè Sì. per loro è considerato un vero e proprio culto, come se quasi facessero Vedi? un voto, no? Sì. Per conservare in realtà la propria integrità sia fisica che morale, cioè non è una stronzata, cioè per loro è una cosa molto molto seria, tant'è che Bob Marley Sì. a un certo punto della sua età, perché lui morì molto giovane, morì di cancro, un melanoma al piede destro, non so se lo Una cosa sapevate. assurda, sì, assurda. Una cosa assurda. No, lo sai come fanno le persone, che è morto di Che è morto di? questo è Scusa Sonny, è morto di? overdose da cannabis. No, Vabbè. non esiste un caso registrato nel mondo di Ma overdose non da esiste, esatto, cannabis. da cannabis. Quindi tutti, vabbè, quello ha giocato, quindi morto di droga. Ovviamente, informatevi, cari miei, non è così. Lui dovette dicevi? tagliarli dovette tagliarli a un certo punto perché era proprio, cioè, stava male, insomma, ne aveva talmente tanti e talmente tanto lunghi che gli portavano comunque problemi a lungo andare, li ha dovuti tagliare e ho letto che insomma fu un duro colpo per lui separarsi Certo. da questa cosa prima di morire, insomma. Ragazzi, io invito, andate a recuperare, su YouTube lo trovate, è un live di Bob Marley, spettacolare, ragazzi. Lui lo vidi una sera di queste di vacanze natalizie, no? Verso l'1 alle 2 di notte, ero con Giulia, abbiamo appunto trovato questo concerto dove lui canta, ragazzi, per almeno un'ora a rotazione continua, senza fermarsi, con gli occhi chiusi, ed è un'esperienza cioè lui riesce, ragazzi, a penetrare nel tuo cervello, cioè lui riesce appunto a trasmetterti, oltre ad essere un grandissimo comunicatore, perché i temi che utilizzava nelle sue canzoni e che sono tuttora sempre moderne, sono sempre ascoltabili, ragazzi. Non c'è una canzone di Bob Marley che ti annoia o È incredibile questa cosa, è vero, è incredibile. come tantissimi artisti, no? È praticamente immortale, con la sua immortalità sta lì. Ragazzi, lui ha mandato dei messaggi incredibili di Sì. pace, di fratellanza. Sì. Ragazzi, tutte scusate, cose- io avrei una domanda da farvi, perché comunque, appunto, come dicevo all'inizio, io non ne so proprio nulla di questo mondo e sto cercando di imparare Devi recuperare, e devo però. dire che mi sto arricchendo ascoltando le vostre elucubrazioni. Ma diciamo c'è una sorta di idea, forse magari un po' anche distorta, fatta di stereotipi, ecco, che è un po' quello che succede quasi spesso in questi casi, che praticamente io vedo la figura di Bob Marley come questa sorta di tizio, sempre diciamo un po' sballato, sempre un po' così, una sorta di, ecco, di Socrate, no? Che gira nei paesi scalzo, diciamo nelle borgate, che porta questi messaggi di pace con, ecco, questo sguardo un po' perso nel vuoto. Ecco, non ce lo vedo un Bob Marley con delle cuffie in una sala di registrazione a incidere album, eccetera. Quindi mi spiegate bene questa cosa, effettivamente, cioè lui era, ecco, un artista per come lo intendiamo ora o qualcosa che veramente trascende dal concetto anche di commerciale che intendiamo oggi? Anni, ti rispondo subito io, dicendoti che non esiste nel mondo. Allora, ci sono secondo me degli artisti, dei grandi artisti che sono morti, e tu dici, ok, che culo tutte quelle persone che hanno potuto, che sono riuscite a vedere un concerto di questi tizi. Ti faccio alcuni esempi. No, ma a per me parte i sarebbero- concerti, ma questi album esistono No, perché no. sono stati incisi, effettivamente da lui se n'è andato in uno studio di registrazione, Certo, lui? anche, Va bene, ok. anche, certo, Sì, ma lui aveva un gruppo famosissimo. Sì,
con cui suonava, che in tempi non sospetti già comunque, tra cui faceva parte anche Peter Tosh, che sicuramente Sonny conosce. Sicuramente me l'hai fatto conoscere tu, sicuramente conosco io ho a volte ho dei problemi di associazione tra nome e faccia. Questo problema ce l'ho con attori, musicisti, amici di mio padre, cioè E persone in generale. se A io volte mi coincide la cosa, no? Artisti e sono anche amici di tuo padre, cioè, capito? Sì, dico, io a volte poi so chi sono, ho visto tutti i film, ho sentito tutte le canzoni, però non riesco a fare l'associazione, quindi sicuramente lo conoscerò anche perché mi avrete avvicinato voi a questo tipo di musica. Ma dicevo, artisti del genere, non esistono attualmente gli artisti del livello di Bob Marley, di Ma anche ad Michael esempio Jackson, Michael Jackson, esatto, bravo. I Queen. Però già Michael Jackson Ragazzi, me lo Queen, immagino ragazzi, molto più ecco, commerciale. Michael Jackson me lo immagino ecco, che rivestito da questa aura anche molto diciamo di sacralità, ma allo stesso tempo me lo immagino uno studio di registrazione con un concerto No, di ma un Bob certo Marley tipo con anche, alla Lady anche. Gaga, ecco. Un Bob Marley invece, ragazzi, nel mio immaginario me lo immagino così uno che comunque è una specie di Gesù Cristo 2.0, me lo immagino così, ma è Vabbè, sbagliata in questa realtà idea, è lo è. sbagliata in questa realtà lo è, idea, ma o no? dico, sì, però l'idea che hai tu, no, lui comunque andava ovviamente, faceva un sacco di concerti, sale di registrazione, ovviamente stiamo parlando Il di altri problema periodi, è che ha avuto, cioè, a parte che altri periodi, ma diciamo ha avuto un periodo di tempo limitato, diciamo, per anche farsi in qualche modo vedere in giro, perché considera Certo. che lui è morto giovanissimo, aveva 36 anni, quindi Certo. considera che il tempo materiale, fra virgolette, non lo ha avuto. E ti dirò di più, secondo me il fatto che lui sia morto così giovane ha fatto sì che diventasse ancora più famoso, iconico e idolatrato, ovviamente, un Certo. po' come, che so, Michael Jackson secondo me paradossalmente è molto più commerciale di Bob Marley. Certo, vero. Tanto di cappello a Michael Jackson, però in realtà cioè, se noi li mettiamo a paragone, una cosa che in teoria non si dovrebbe fare perché sono due generi completamente diversi, Però sono grandi come artisti lo personaggi, stesso. esatto, sì. Diciamo Ma la che è stessa un cosa per po' i un Queen. discorso, ecco, con gli attori, ad esempio, come mi viene l'esempio non so, Brandon Lee, no? Il figlio di Bruce Lee, che è diventato comunque Esatto. iconico perché è morto giovane, ha avuto questa sorta di morte particolare. Ecco, però lì Sicuramente c'è un per- discorso anche artistico per quanto riguarda Bob Marley. Sì, però Ragazzi, io c'è proprio anche sono una completamente all'asciutto. dico, Ragazzi, c'è anche una completamente. correlazione secondo me tra la tragicità della vita di un artista, no? E poi deve essere ovviamente un connubio, cioè non è che se tu sei una scarpa vecchia e muori giovane vieni idolatrato, però c'è una correlazione tra grande artista e magari difficoltà che ha potuto avere nella sua vita e poi l'idolatrazione o appunto questa tra virgolette, passatemi il termine, beatificazione del personaggio. Sì. Anche Esatto, Queen, la sì. stessa cosa, c'è Freddie Mercury, è Stessa stato cosa. un'icona anche per tutto quello che è stato il mondo, perché in quel periodo alcuni argomenti come l'AIDS, l'omosessualità erano dei tabù. Erano un po' tabù, certo. E Sony, c'è un lui, leggero grattiglio, potresti fare qualcosa? intanto direi un'altra parola tipo un grattino. Sì, Comunque, il grattiglio è un'altra cosa, in effetti. Sì. sì, Lo sento dicevo, ancora comunque. come? Lo sento ancora comunque, va. Quindi dicevo, sono stati dei personaggi che hanno in qualche modo modificato il modo di pensare, il pensiero, il modo di vedere il mondo delle persone di quel periodo, no? Per noi sono scontate le cose che loro trattavano, no? Però fidati Benny che in quel periodo Ray Charles per la questione neri del Sud America, apartheid eccetera eccetera, Freddie Mercury per la parte invece magari sessualità di essa eccetera eccetera, Bob Marley per la guerra, Cioè, hanno lanciato comunque un messaggio. Perché in chiaro. Giamaica a quei tempi cioè, non c'era nulla, ragazzi, c'era solo disoccupazione, violenza. Sì. E diciamo che l'unico modo per manifestare fu per loro la musica, questo tipo di musica, e lui si batté, cioè lui mischiò la sua musica con gli ideali, e questo Sì. che è importante. E quindi diciamo che il reggae insieme alla loro religione, che è il rastafarianesimo,
cioè oltre che una manifestazione vera e propria contro la violenza, la corruzione, erano proprio una sorta di alternativa un alternativo stile di vita in un paese che ormai diciamo era al declino, come se fosse una vera e propria speranza. Quindi è questo che è questo il messaggio che lui voleva mandare, ed è questo che per questo motivo tantissima gente, non giamaicana, cioè in tutto il mondo, si avvicina tantissimo a questo genere musicale. Sì, Ragazzi, ora diciamo abbiamo parlato, ecco, dell'artista, dovremmo parlare anche un po' di musica. Da questo punto di vista, io ricordo molto bene la canzone No Woman No Cry, che probabilmente è uno dei simboli della musica di Bob Marley. Ok, Sonny, sei tu che fai questo grattiglio, ti ho appena disattivato, eri proprio tu. Comunque, io volevo raccontarvi un piccolo aneddoto su questa canzone, perché in realtà io credevo. Aspetta che ti disattivo, così non fai bordello, ecco. Ah, no, non sei tu, Sonny, è Serena, che è greve. Ma comunque, è Serena, sì. Ah, Ma, sì? sì, sei tu. Pardon. No Woman, per me Cry. di base, se c'è un problema sono io, anche se lui, capito? Qual è il Sì, bello? esatto. E questa è una costante del podcast del cazzo. Esatto, ma ai nostri ascoltatori piace questa sorta di civil war che c'è tra di noi. Infatti io dici? sono Un odi e tamo io sono Cap e tu sei Tony Stark, va bene, ti sta bene? Per fortuna, Comunque, perché lo sai che odio Cap. Comunque. va bene, comunque, No Woman No Cry. Io ero convinto questo titolo significasse non hai donne, quindi sei a posto, non piangi. Invece no, significa no donna, non piangere. Cioè ragazzi, quello completamente sbagliato. Quindi tipo No Woman Non Cry, cioè non hai donne, non soffri. Questo significava per me. Invece no, significa no woman, cioè no donna, non piangere. Ragazzi, piccola chicca molto grave, probabilmente la gente mi sta odiando in questo momento, chi è che ama il reggae. probabilmente. Però vabbè, ci siamo io e Serena e comunque mitichiamo la situazione, ok? Così Sì, ti voglio chiaro, dire, cioè, chiaro. noi amiamo il reggae, per noi è sacro. Quindi ci sta bene. Tu sei molte Io sono volte, dissacrante molto spesso. Sì, vabbè, sì, molte volte tu sei più appunto avvezzo a alcuni argomenti, io sono un po' invece più nabbo, quindi e questo è il bello dell'alternanza, no? Anche della diversità nel mondo. Non a tutti può piacere il reggae, non a tutti può piacere il reggaeton, mamma mia. Ma a proposito, ragazzi, ci interrogavamo Che su questa piaga cosa. sociale. Ci interrogavamo proprio su questo all'inizio, facciamo questo briefing. È una risposta che non abbiamo avuto però dai nostri due, diciamo, interlocutori, quindi da parte di Sonny e di Serena. Sì. Quindi ragazzi, datecela voi, cari ascoltatori, perché reggaeton si chiama così? C'entra qualcosa col reggae? Reggaeton. Cioè, perché? Allora, è un genere che nasce a Porto Rico negli anni 90, quindi è veramente moderno, rappresentato da questi tipici personaggi con i Carrera montatura bianca, no? E le collanazze Sì, dorate. ok, ma perché si chiama reggaeton? Cioè, ricorda... Perché è una miscela, è una miscela, ve lo dico io. Sì. È una miscela di musiche giamaicane con influenze che partono dal reggae e dalla dancehall. Sì. Quindi è un misto di tutte Però queste scusami, cose. con ritmo. Ritmo. È come se dicessi Ble o Trigemello o Crex oppure Ikisi, comunque Oppure psicologia anche. oppure con ritmi dell'America Latina come la bomba e la piena e sonorità tipiche della musica hip hop. Hip hop. Ragazzi, posso dire una cosa? Io preferisco il reggaeton al reggae. Mi dispiace. Ma perché tu sei più zaurdo, Ben? Sei zaurdo, Benny. Sei un Ragazzi, pochettino più... io amo troppo Enrique Iglesias, ragazzi. Invece un bordello. Eccolo là, l'ha detto Sonny. Per me, allora, ogni volta che inizia l'estate... Sei proprio ogni ignorante sì, in sono materia, sono cioè... grezzissimo, sono grezzo. Ogni volta che si tocca scatta proprio con mano l'ignoranza. Sì, troppo. Ogni volta che scatta l'estate io dico liberate Enrique Iglesias, ragazzi, liberatelo. Ma che poi comunque abbastanza datato, bene, sei rimasto un sacco indietro, ti giuro. Comunque Vabbè, che c'entra? È Benny, un ti dico una classico. cosa, ora scherzi a parte, tu lo sai che nel 2018 Sì, il reggae è stato proclamato patrimonio dell'umanità? Lo sapevi? Sì, l'ho letto su Wikipedia proprio ora. Sì, ragazzi, ma che per il suo... Sì, per aver contribuito all'ingiustizia nel mondo, all'amore, all'umanità, alla resistenza. Per i Quindi messaggi, diciamo, per i messaggi di pace, sì. E tra l'altro
E tra l'altro, questo sicuramente lo saprai tu, Sonny, perché ci dovevamo andare. Da oltre 25 anni si celebra in Spagna il festival più importante del mondo di reggae, che è il Rototom. Ah, te lo ricordi adesso? Certo. Certo, e anche il Rototom nel 2010 ha ricevuto un riconoscimento proprio dall'UNESCO come evento esemplare e come evento promotore di pace, insomma, ed era di un non violenza. evento incredibile, no? In un parco. È un evento incredibile, se avete la possibilità andate. Sì. Dura una settimana, organizzato dalla settimana di Ferragosto, di solito, è a Valencia. Sì. In una località che si chiama Benicassim, se proprio lo volete sapere. Ragazzi, però nella zona di Valencia si mangia da c'è bella musica, c'è caldo, c'è bella gente. Dobbiamo salutare qualcuno che si trova a Valencia in questo momento, Sonny? Sì, certo, come no. Voglio salutare la mia carissima collega Marianna, che si trova praticamente là a divertirsi. Ci siamo visti, no? Quando sono andati a Valencia nel periodo natalizio, nel periodo di dicembre. Ebbene, la mia povera collega è rimasta lì bloccata in quarantena, ma se la sta passando abbastanza bene, sto vedendo. Ottimo, insomma, ottimo. È un bellissimo posto. E allora, Sonny, siamo arrivati alla Danny, fine. volevo dirti una cosa. Vai, Dica. Che tu lo sai che il cantante più importante di reggaeton è Daddy Yankee? Non so chi sia, però ho letto questo elenco e c'è anche Lettere Lamborghini, e dopo questo veramente troppo grave. Quindi dopo questo, ragazzi, dobbiamo staccare perché siamo arrivati alla fine della puntata. Ringraziamo tantissimo Serena, a cui dedico grazie a voi, raga. questo Grazie applauso a voi. meritatissimo. Eccolo qui. Grazie! Serena, ci rivedremo però, perché tra qualche puntata, questa che state ascoltando, ragazzi, è il 18° episodio della Pandemic sezione del podcast del Cactus, ma a breve avremo l'episodio finale di questo spin-off, no, Sonny? Sì. Che appunto vedrà la fine, e inizieremo una nuova stagione spin-off, ragazzi. Quindi preparatevi, l'episodio 20 sta arrivando. Ciao a tutti, ragazzi, e seguite sempre il podcast del Cactus. Parabappa, parabappa, parabappa. Parabappa. Damn, bro.